Eccoci qua cari telespettatori. Allora, innanzitutto siamo collegati con Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello SPCGIL del Veneto. Ben arrivata qui con noi, segretaria. Allora, l'occasione è significativa perché parliamo di una manifestazione nazionale, la Via Maestra insieme per la Costituzione, che si terrà questa manifestazione il 25 maggio a Napoli, ma in realtà per noi è anche l'occasione per fare alcuni approfondimenti. Perché innanzitutto è importante questa mobilitazione? Beh, innanzitutto ecco, bisogna dire che insieme per la Costituzione la via maestra è iniziata già quasi un anno fa, o meglio il 24 giugno del 2023, dove abbiamo fatto la prima manifestazione a difesa della nostra sanità pubblica universale, quindi secondo l'articolo 32 della nostra Costituzione. È importante per questo, perché raggruppa una serie di associazioni che man mano nel tempo sono andate crescendo. Siamo partite da 100 associazioni nazionali e oggi siamo a oltre 160 associazioni a livello nazionale che hanno aderito a questo appello, insieme per la Costituzione, appunto, dove si vede bene dalla slide, a questo volantone, che noi vogliamo difendere appunto i diritti, l'istruzione, i salari, quindi anche le pensioni, l'ambiente, la democrazia, la salute, quindi il diritto alla salute, la sanità, la pace, sempre molto importante, un tema molto attuale, il lavoro e appunto le pensioni. Lo slogan, diciamo, coniato per questa prossima manifestazione del 25 maggio è appunto per un'Italia capace di futuro e per un'Europa giusta e solidale, perché pochi giorni dopo, diciamo il 25 di maggio, saremo chiamati al voto europeo, quindi anche questo molto importante. Diciamo che la forza di questa manifestazione è dettata dal fatto che non solo la CGIL è un grande sindacato, ma assieme appunto a tante associazioni nazionali e locali, insieme noi vogliamo, per così dire, manifestare e lottare per tutti i diritti che sono sanciti dalla nostra Costituzione. Come si vede da questa slide, noi siamo partiti, lo ricordavo, no? Il 24 giugno dell'anno scorso per una manifestazione dedicata alla salute e alla sanità. Non dimentichiamo quella del 7 di ottobre, un'altra grande manifestazione 2023. Quest'anno abbiamo fatto uno sciopero generale l'11 aprile del 2024 assieme alla UIL. Il 20 aprile abbiamo fatto una manifestazione nazionale, sempre CGIL UIL, a Roma, per i diritti e per il lavoro, e appunto adesso, a distanza poi di un altro mese, ci troviamo assieme a tante associazioni, ripeto, di tutta Italia, oltre 160 associazioni proprio per difendere la nostra Costituzione e i nostri diritti che quotidianamente sono sotto attacco. Assolutamente, vediamo infatti anche la slide successiva che sintetizza quanto appena esposto, che comunque è molto importante. Vediamo anche delle foto emblematiche di questi momenti di riunione, di partecipazione, Sì, che sono stati ecco. vissuti intensamente anche, no? Certo, certo, tra l'altro come sottolinea la slide, ecco, ricordiamolo, oltre 160 associazioni e organizzazioni e possiamo dire laiche ma anche religiose, perché la Costituzione è di tutti e appunto ci battiamo per l'affermazione della democrazia costituzionale, anche questa è sotto attacco oggi con l'autonomia differenziata e il premierato, ma anche ci battiamo per la difesa di tutti i valori della nostra Costituzione. Quindi ecco, è importante partecipare, esserci, come è anche stato importante, diciamo, questo lungo cammino che dura insomma da circa un anno, ecco. Quindi è Certo. molto importante Allora andiamo a questo. vedere anche i punti salienti di questo momento, che vuole essere fare anche non solo un focus ma delle riflessioni importanti. Le vediamo qua le ragioni quindi che vi hanno mosso ad organizzare questo. Certo, certo, uno riguarda appunto la pace e qui viene sintetizzata appunto come la corsa al riarmo e il forte pericolo appunto che la guerra venga anche, si espanda anche non solo nei territori che oggi purtroppo sono martoriati dalla guerra, ma noi abbiamo due guerre alle porte dell'Europa.
e dobbiamo fare in modo che ci sia un cessate il fuoco immediato e che ci siano subito anche gli aiuti umanitari a queste popolazioni. Dobbiamo anche lottare perché ci sia un'inversione rispetto, ecco, ai cambiamenti climatici, quindi si tenga conto anche di quanto l'ambiente sia importante per le persone e quello che possiamo fare tutti noi da semplici cittadini, ma anche rispetto al sindacato, quello che può contrattare in questi termini, ma anche associazioni di volontariato culturale possono fare, sia in termini di informazioni alle persone, ma anche in termini di cultura, ma ripeto anche di negoziazione sociale rispetto a questi temi. Noi poi ci battiamo anche per la salute e la sanità, Ma anche per per l'Europa, perché l'istruzione. prima di entrare nello specifico nostro c'è una questione europea di inclusione nell'Europa e nei valori fondanti dell'Unione Europea, no? Assolutamente, quando parliamo anche di solidarietà tra i popoli, di circolazione libera tra i popoli, che le persone possano vivere anche dignitosamente, che possano avere un reddito che sostiene, diciamo, le famiglie, quindi anche un lavoro che sia giustamente retribuito, ma che sia anche sicuro, ma questo vale anche per le pensioni, perché non solo le pensioni attuali, ma anche le pensioni future. Pensiamo, ecco, a un lavoro così precario e frammentato che può portare domani a delle pensioni molto basse, a dei livelli quindi economici anche che non possono garantire una vita che sia, per così dire, dignitosa e rispettabile, dove una persona non riesce neanche, ad esempio, a curarsi, ma anche a mandare, non dico tanto semplicemente, perché è molto importante, anche i figli a scuola, soprattutto finite, diciamo, le scuole dell'obbligo, quindi parliamo anche di istruzione secondaria e soprattutto universitaria, dove l'accesso, insomma, agli atenei è sempre più difficile, soprattutto per le condizioni economiche in cui si trovano magari le famiglie, soprattutto quando Infatti. gli studenti sono fuori sede, insomma. Nella situazione Quindi anche per nazionale questo. vediamo anche un'altra slide di supporto, perché qua punta l'accento su proprio la situazione interna del nostro paese, perché voi, come accennava lei all'inizio, ravvisate un attacco all'unità del paese, alla Costituzione, alla democrazia. Perché? Assolutamente sì, perché con quello che si vuole fare con diciamo, il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata, piuttosto che anche cambiare la nostra Costituzione, quindi con il premierato, abbiamo da una parte la divisione praticamente dell'Italia e quindi già ci sono delle diseguaglianze territoriali. Temiamo, anzi siamo sicuri che con l'autonomia differenziata queste diseguaglianze territoriali subirebbero, diciamo, un'accelerata e soprattutto all'interno dei territori le persone non avrebbero più le stesse possibilità. Lo stesso col premierato verrebbe, per così dire, scardinato a quella che oggi è la figura molto importante di garanzia del nostro Presidente della Repubblica e quindi non ci fosse più questa autonomia che c'è da parte, insomma, del Presidente della Repubblica, tutti i suoi poteri e soprattutto, ecco, che nelle mani del Presidente del Consiglio si concentrassero invece poteri che diciamo sarebbero, per così dire, dati a una maggioranza che non è sicuramente neutrale rispetto a tutto Certo. questo. Poi si parla anche di libera informazione e libertà di manifestazione. E temete che possa essere intaccato anche questo? Assolutamente sì, lo vediamo tutti i giorni quello che succede a partire dalle piazze dove ragazze e ragazzi hanno manifestato per diversi motivi e diversi temi, dove vengono anche caricati, sono stati caricati anche e manganellati senza, per così dire, giusto motivo, perché abbiamo trovato ragazze e ragazze, studentesse e studenti anche inermi
nessuno di loro voleva fare niente, anzi manifestazioni assolutamente pacifiche. Questo riduce le libertà, riduce anche la possibilità di espressione, ma questo succede tutti i giorni nei giornali, nelle televisioni, dove spesso anche intellettuali e storici vengono censurati, quindi noi dobbiamo avere accesso a una libera informazione e tutti noi dobbiamo e possiamo ancora dobbiamo mantenere questo, il fatto di poter esprimere le nostre idee sempre pacificamente, però il confronto è assolutamente importante. Lo stesso vale per il diritto allo sciopero, più di una volta è stato messo sotto attacco e anche questa è una libertà rispetto alla quale noi vogliamo naturalmente manifestare e vogliamo mantenere nel nostro Stato, perché insomma è giusto che le persone si possano esprimere liberamente, possono anche manifestare liberamente, sempre pacificamente, ecco, questo lo vogliamo dire. Poi c'è un'emergenza salariale e delle pensioni, di cui ogni tanto si accenna, però non si pone rimedio. Assolutamente sì, questo vale appunto sia per le pensioni che per diciamo, gli stipendi. Noi siamo praticamente l'unico paese europeo dove gli stipendi invece di crescere sono diminuiti negli anni. La contrattazione è assolutamente importante, quindi chiediamo che alla scadenza di ogni contratto collettivo nazionale si possa rinnovare da subito diciamo quello nuovo, che possa garantire il potere d'acquisto dei salari di lavoratrici e lavoratori, che si sviluppi non solo la contrattazione nazionale ma anche quella di secondo livello, è molto importante, ma che si tenga conto soprattutto per le pensioni anche di una modalità che sia integrale rispetto all'inflazione, quindi anche le pensioni hanno bisogno di essere, per così dire, aumentate e di essere confrontate con il costo poi che noi riscontriamo, la rivalutazione diciamo monetaria che erode diversamente, insomma l'inflazione erode il potere d'acquisto, in questo caso di pensioni ma anche di salari. Poi, insomma, c'è bisogno anche della contrattazione naturalmente sociale e territoriale, che dà una serie di altri benefici e servizi molto importanti sia per i lavoratori e le lavoratrici ma anche pensionate e pensionati. Perfetto, allora siamo giunti al termine, ecco qui vediamo appunto le sedi da contattare, da scrivere una mail dello SPCGL per avere informazioni per questa manifestazione, ma non soltanto, ricordiamo sempre la raccolta firme che state facendo per il discorso dei referendum che insieme alla CGIL state organizzando, e poi ricordiamoci il controllo della pensione. Tanti telespettatori ci telefonano, noi indirizziamo verso le sedi territoriali, si possono trovare comunque anche sul web e prendere un appuntamento per fare il controllo della pensione. Segretaria, la ringrazio. Grazie a voi. Ci racconterete come sarà. Alla prossima. Alla prossima e ci riaggiorneremo presto per parlare anche di altre vostre iniziative. Grazie segretaria. Aspettiamo, grazie, arrivederci. Grazie molte, cari telespettatori, ringrazio anche voi di averci seguito, rivedete naturalmente questo pezzo di trasmissione che è molto interessante per le ragioni di questo evento significativo, ma non solo, sono ragioni importanti per il sindacato. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.